Scatman's World. Bene ragazzi, ciao a tutti, come veneziano, siamo su Stipefio e andiamo a fare un po' di vaneggio insieme, raga. Allora, vediamo un po'. Questa cos'è? Vediamo di cosa possiamo vaneggiare. Allora, è facile. Vai. Oh, siamo quella tutta qua. Ok. 3, 2. No, aspetta. R1. Ce la siamo messa, ok. E vai. E andiamo fino il cume se ne va. Il cume va. Il cume va. Merda. Questa l'ho già fatta però forse, no? No, infatti ho il mio re, giusto, l'ho già fatta questa, scusate, vabbè. Però non l'ho fatta con voi. Guardatelo il cume come vola, con tanto fiato in gola. Oh, dovrei stare un po' più basso forse qua, ma... ho un record di 2154. E me lo ricordo. Senti il cuore che batte, anche perché la musica non la posso mettere, ragazzi, mi dà copyright anche la musica non copyright, la vaffancuore sinceramente. Perché devo rischiare. Questo è un volo semplice teoricamente. Ho fatto cagare in questa però. Ok. Tuffo bomba. Siamo a livello 4, ragazzi, siamo a livello 4. Allora, aspetta un attimo, io voglio fare un po' di vaneggi, un po' di vaneggiate voglio fare. Ho una notizia che ti farà venire un sorriso a 32 denti. Un tizio ha un'azienda chiamata High Flyers, con delle mongolfiere sparse per tutte le regioni, accessibili solo ai rider migliori, quindi anche a te. Cosa ne dici? Ne proviamo una e ci divertiamo un po'? Beh, proveremo, sì. Qua cosa c'è? C'è il biglietto. Aspetta. Qua cosa abbiamo? Guarda che alti che siamo qua. Il mio record non ce l'ho. Volo di prossimità. Però voglio fare un po' di numeretti, sinceramente. Vediamo, ragionamos. Salti. Vai, non abbiamo un punteggio, no. Andiamo. Questo è duro però, Questo non è semplice. No, ho sbagliato in pieno, scusate. No, l'ho sbagliato in pieno. Vai che andiamo. Proprio senza musica è un po' una rottura di coglioni, però accettiamolo con serenità e amore. Vai Kuma. Non mi viene, Woohoo! Però il primo non mi è venuto, non capisco il perché. No! No, l'ho presa, me l'ha data. Forse sì. Però siamo ancora lontani dal... Yes! Go, Kuma, go! Yippee! Mamma mia, la gente è ancora lontana, però... No, la morte del ragazzotto. Ma puttana troia. Devo riprovarla chiaramente, ragazzi, La faremo un po' di volte, se dopo non va, chiaramente vado da solo. Quindi proviamo, tanto saliamo di livello, ci saliamo ancora di esperienza, vai, voglio la gold. Pretendo la gold. Ma come se questo salto non mi sia venuto? Ok. Oh yes! Woohoo! Oh yeah! Fantastic! Fantastic! Mamma cosa mi sta venendo? Mamma mia come ti gasa sto gioco! Sto gioco ti gasa a bomba, fiori! Una roba semplice, ma non purtroppo non andiamo per l'oro, cazzo!
Devo rischiarla. Ci ho provato, ragazzi. Devo fare 3000 punti, fiori. 3000 fottutissimi punti. Proviamo un'altra volta. E se no, poi cazzo non voglio ripetere sempre le stesse. Chiaramente me le farò anche da solo per la medaglia d'oro, chiaramente. Questa però è molto bella. Mi faccio un casino. Buono. Fantastic, fantastic. Buono. Ma non basta, non basta. Come sono salvato. Non so come. Qua è poco. Male, 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 comendino, male. Ok. Ma non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. 2006, cazzo! Guarda, proviamo l'ultimo perché mica sa troppo. Vai. Adesso non vedo un cavolo. Vai, 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 vai. No, l'ho mancato, ne ho mancato uno. Basta, è già andata la possibilità. È già andata, fa puttana, troia. Vacca schifosa. Vabbè, dopo questo cambiamo. Peccato perché era anche buono. Ah, quello che ho sbagliato, va bene, dai. Finiamola per correttezza comendiana. Quanto ci alleniamo, prendiamo qualche punto. Oh, qua siamo lentissimi. Ah. Oh, alla fine 2000 punti comunque senza 2 salti. Ho cambiato un po' qua le... Ok. Allora. Vediamo di fare qualcos'altro. Qua cosa c'è? Il mio record non c'è. Volo cross country. Qua dove dobbiamo andare? Ok, siamo col parapendio. Yuhi! Sarà da qua la partenza? No, merda, merda, vai giù, vai giù. Questo poi, madonna, il parapendio è difficilissimo, cazzo. Dove cazzo stiamo andando? Sta prendendo un albero, fioi. Attenzione. Attenzione. Dai, muovite, muovite. Però qua l'oro sarà un po' impossibile. 1 minuto e 56, quindi è lunghetta anche questa. Ok. Ma questo gioco è veramente di un'adrenalina, no, pura, di più. Purtroppo non si può giocare con le musiche perché mi è già dato un copyright il primo video, porca troia. Occhio. Occhio. Mamma mia, qua i pini. Per poco ci becchiamo i pini. Abbiamo sbagliato strada in realtà. Non dovevamo andare di qua. Non dovevamo andare di qua. Vabbè. Fotte sega. Ma quello là che sborda è già in fuga, cazzo. Dai. Spoccio qua va. Mamma mia. Siamo contro vento probabilmente, non lo so. So solo che non riesco a stare in pista, ciao. Devo andare per di qua, devo tagliare per di qua. Però stiamo rischiando. Stiamo rischiando anche tanto. Ma che... No, il parapendio devo un po'... niente. Non ci siamo, no. Lo rifacciamo un'altra volta questo. Salta attraverso la cavità nella roccia, salta... Proviamo questo. Però andiamo con... Salta filmato, no? Sono lo spettacolo. Andiamo, vai! Così proviamo un po' tutto. Vai!
Andiamo con i nostri sci. Yippee! Lop! Oh. Merda! Merda! No, proprio in mezzo ai fili no! In mezzo agli alberi no! Dai, pompa, come pompa, pompa, pompa. Ma no, così però, che merda. Salta nella cavità, ma quale cazzo è la cavità? Vai che andiamo, esploriamo. Vediamo un po' cosa c'è qua, se riusciamo a trovare qualche nuova sfida. Molto bene. Oh, questo è bello, questo è bello! No, in realtà no. Non so che sto andando dalla parte giusta, ragazzi, onestamente. No, schienata. Schienata pesante, cazzo. Mamma mia. Allora, vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Buono. Dobbiamo andare per di qua. Mamma mia. Mamma che casino. Ho preso un punto di interesse però, questo è buono. Però questa cosa della cavità non riesco a farla. Mamma mia! No! Così no, morire così no però. Adesso come qua si fa ste cagate. Tanto per... Ok, si è liberato, molto bene. Però no sulle rocce, come non si può sciare sulle rocce, ecco. Infatti. Abbiamo preso un punto di interesse nuovo. No, fiori. No, ma dai, ma che palle. Quante ste rocce. Scusate ragazzi, è un momento di panico, guarda. Dai. Il mio obiettivo devo un po' capire, l'obiettivo sta un po' andando alla cazzo qua, Fanculo. Ah, devo andare qua forse. Ah, ok. Però ho visto una gara in notturna, mi pareva. Eccolo qua. Ok, questa volta la Salomon ti ha messo in coppia con uno dei suoi. Sono andato Questo a lo voglio controllare la provare. pista ed è piena di sezioni emozionanti. Divertiti, soprattutto quando No. scendi in mezzo alle rovine e alla foresta. E non avere paura di metterti in mostra. Che figata, che devo fare? Rider notturno, ciao. Andiamo con gli sci, vai. Sarà qua ad andare? Speriamo. Merda. E non mi dà segnali. Fantastic. Che figata, diceva no. Merda. Yuppie! Oggi è una bella giornata, lo sento nell'aria. Sì, l'aria. Non so se devo andare di qua, ragazzi, io ci provo. Ma qua sono messo male, non potevo fare sta roba. Cioè, ma non ho punti arancioni dove devo andare. Ok, ok, questo può essere interessante. Very good, mamma mia, proprio il pino era mio. Questa me la prendo, questa gobbetta, gobbona me la prendo. Non riesco a fare un cazzo però. Non so, sto combinando qualcosa, non riesco a leggere cosa.
voglio il gobbone gigante, voglio. Che non ho l'altezza sufficiente. Ok. No, così come. Allora. Ma cosa c'è? Non dirmi che devo seguire le porte perché non ne ho seguita una forse. No, troppe gobe qua, troppo disconnesso per fare questi numeretti. Oh! Andiamo con un po' di scodinzoli a corto raggio. Qua mi sono preso una bella botta, Ok, andiamo giù. Bene, punto di interesse sbloccato. Ma che cazzo? Qui sono i vaneggi del cume. Oi. Perché sta roba? Possiamo andare, grazie. Ma Dio Cristo, ecco tanto mi si blocca così non capisco il Ma perché? Oddio. Non va avanti. E puoi andare avanti? Grazie. Ok. Ogni tanto sti vaneggi che probabilmente se devo sbagliare qualcosa, non lo so, però. Ecco, tanto per. Andiamo. Dai, madonna, stiamo andando lentissimi adesso. Mamma mia che lenti. Dai, Reccio, su. Dai. Siamo andati alla fine della mappa probabilmente. Punto di interesse, buono. Turista. A questo punto esploriamo, visto che ci siamo. Ormai non vado più avanti, però va bene. Forse avevo qualche obiettivo che non ho avviato, probabilmente. E siamo arrivati qua, ma... Ciao, sono il cume. Oddio. Aspetta un attimo. Ok. Porca puttana. Il mio record l'ho fatto. Cosa potremo fare? Devo fare qualcosa di nuovo magari. Record fatto. L'ho fatto tutto qua. Record fatto. Qua no. Miller e i suoi stanno preparando l'attrezzatura sulla montagna. Ha detto che si sarebbe fatto sentire dopo. Ma i suoi scout mi riferiscono che i 5 spot selezionati sono perfetti. Li hanno riempiti di saldi, quindi ci sarà da spiccare il volo durante le riprese. L'inghippo è che Miller vuole fare tutto. Vecchio, non ho per i coglioni. No, no indietro, però no indietro. Ma perché di qua? Ogni tanto... No. Scusate ragazzi, devo prendere un po' la mano. Miller e i suoi stanno preparando l'attrezzatura sulla... Vai. Andare di qua? No, aspetta, aspetta. Devo riselezionarla forse. Miller e i suoi stanno preparando l'attrezzatura sulla montagna. Ok, non me ne è fatto un cazzo. Cosa devo fare? Hai un po' di tempo libero per farti qualche pista con me? Certo che ce l'ho. Ok, vai. E si comincia, Beppe. E si comincia. Guarda che bella l'alba. Merda.
Poi devo fare salti, roba però, perché sennò... Dai, dai. Bella, questa modalità mi piace molto. Merda. Girati, bravo. Mamma mia. Mamma mia, i pini, gli albinelli sono miei. Questo è buono, questo è buono. Devo assolutamente fare punti. Questo mi piace, questo mi piace. Arrivo piano. Ma qualcosa l'ho fatta. Ok. Guarda il pino, bella. Vabbè, l'oro c'è. No, voglio ancora qualcosa, Yes! Quindi facciamo meglio, Peccato. E qua c'è qualcosina, c'è una mini gobbetta. Vabbè. Sono in prossimità di una destinazione da sbloccare. Sblocca la stronza. Sblocca figlio della mignotta. Ecco, ci ho provato. Dai, ce l'ho fatta. Non mi morire. Ecco. Buono. Ok. Oh yeah! Gold medal! E si va su. Ok ragazzi, finiamo gli ultimi 4 minuti, ce li spariamo così in Free Riot. Vediamo se riusciamo a trovare qualcos'altro. Siamo già quasi a livello 6. Lo sto abbastanza nerdando sto gioco, Ormai Level ti vogliono 6. tutti. La Salomon sta lanciando un nuovo evento nel Tirolo e ha fatto il tuo nome. Questa run metterà alla prova tanto il tuo fisico quanto il cervello. È un lungo percorso tra i boschi non marcato, quindi mantieni i riflessi pronti e scegli il percorso migliore. Ok, nel prossimo video allora facciamo sta roba qua della Salomon. Dai, finiamo, facciamo le ultime gobbette. Cioè, non vuoi mai finire, vuoi sempre fare qualche cazzata. Cioè, ho un po' esagerato, Ho leggermente esagerato. Non ho ancora capito se con questi numeretti così in free comunque salgo di esperienza. Penso di sì teoricamente, aspetto commentini per questo. O se devo fare solo le sfide, chi mi assegna qua lo stronzone. Qua non c'è la velocità necessaria. Vai, punto l'interesse, stiamo... Più robe troviamo meglio è. Ok. Facciamo questa gobbetta. Sì, questa gobbetta, questo muro. Ne facciamo una cosa. Aspetta. Però volevo salutare il pubblico qua. Ormai è difficile anche Spo. No, questi ce li teniamo per la prossima. Facciamo questo, dai. Lo facciamo con gli sci, però l'ho fatto con lo snow a 1641 record con lo snow, proviamo con gli sci, vediamo cosa combiniamo, anche se non mi sembra molto adatto. Però non si sa, abbiamo ribattuto anche il record. Proviamoli indietro, rischiamola. No, frenare, non dovevi frenare però. E che cazzo. E puoi andare, grazie. Sono lento adesso. Sono lento. Però comunque sicuramente
Non è da fare con lo snow. Facciamo proviamo con lo snow, l'ultima. Vai. Vediamo se riusciamo a fare qualche numeretto nuovo. Anche se il 1600 direi che ho paura che sarà dura batterlo. Buono. No, va bene, dai, raga. Raga, sto gioco è una roba incredibile. Se volete altri video ve li sparo, nessun problema. È veramente troppo divertente. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao! Ok, questa volta